Bene, grazie a tutti i relatori, ai curatori del libro e del convegno. Chiedo se qualcuno dalla sala vuole intervenire. Ci sono alcuni autori, fra l'altro, ospitati nella raccolta degli atti. Prego. Visto che nessuno interviene, voglio intervenire per due cose. Prima di tutto per ringraziare poi tutti quanti di queste parole che avete detto oggi, ma per ricordare che i tempi oggi sono molto rapidi e quello che sono stati 100 anni tra il 1812 e il 1912 e il 2012 oggi non bastano, si consuma il tempo, è veloce. Parlo anche da storico dell'arte e io dicevo ai miei studenti, io sono un seicentista, dicevo voi dovete sapere tutto del 600, anche i minori, dovete sapere gli 8000 di qualsiasi periodo, perché se no non sapete la storia dell'arte all'esame, non dovete dire non so, ma dovete sapere anche l'arte contemporanea, che ci vivete, è la vostra arte. E quindi l'arte contemporanea è quella che vi rappresenta. E le belle parole che ha detto Alate, l'amico professor Paolucci, sono per me state veramente, quando Longhi ci ricordava che l'opera d'arte è un rapporto con tutto, con la storia, con la sociologia, con la dialettica, con filosofia, con tutto, quindi è il mondo che ci circonda che entra nell'opera d'arte. E quindi l'opera d'arte è sempre quella contemporanea che rappresenta tutti noi e tutte le cose. E quindi noi dobbiamo ripetere questa esperienza, forzare che si ripeta presto, perché i tempi sono veloci. Adesso lo spazio-tempo steiniano ce l'abbiamo in tasca tutti quanti qui. Qui abbiamo tutta la storia dell'arte come nozioni, ma le correlazioni chi le fa? Le dobbiamo fare noi, storici dell'arte. Qualcuno vuole rispondere ai problemi, alle domande di Italia dei Baschi? Siamo qui per un mese. Allora, grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie ai curatori e grazie a tutti per questa attenzione che ci sono fatta. Grazie, buona serata.